Quindi l'isola è lunga 11 km in totale, stretta circa 500 metri, in alcuni punti anche meno, 200-300 metri. Una lingua di terra. Sì, sì. E in totale sono 8 km di centro abitato e 3 km di oasi naturale. Siamo arrivati ad una chiesa. Questa è la chiesa di Ognissanti, Sì? è una chiesa, diciamo che è la prima dell'isola, Sì. è anche la più grande, la più conosciuta. Possiamo fermarci qua un attimo? Sì, sì, volentieri. Quante sono le chiese a Pellestrina? Quante ce ne sono? In totale ci sono 5 chiese a Pellestrina, Cinque chiese. tra Pellestrina e Portosecco e San Pietro in Volta. Quindi in 10 chilometri un sacco di chiese. Sì, infatti la popolazione è molto religiosa, è molto radicata, questa è una dote anche appunto che hanno gli abitanti dell'isola. E poi questa particolarità appunto, oltre che alla chiesa, alla preghiera, alla religione, è bello perché poi fa comunità, cioè quando ci sono le sagre paesane, tutta l'isola si riunisce, si mangia, si cena sulle calli, sui campielli, ci sono le orchestre come si usava una volta, le orchestre, la gastronomia locale. Bellissime anche queste case, tutte colorate, sono... Prendiamo la bicicletta e facciamo un giretto, cosa dici? Ma sono bellissime, sono una diversa dall'altra, ma è una caratteristica del È una del centro caratteristica, abitato, sì? sì. Di Pellestrina? E poi anche una cosa appunto che affascina Sì? perché sono cose un po' particolari. Ma come mai tutte colorate? C'è una Ma motivazione? diciamo che sono un po', diciamo, fantasie delle persone che giustamente scelgono appunto questi colori un po' più accesi, e questa è appunto una particolarità. Poi c'è qualche tradizione che dice appunto qualche secolo fa, quando non esistevano i mezzi tecnologici, addirittura i pescatori da fuori, quando arrivavano in riva, tramite i colori delle case, riuscivano a riconoscere qual era la propria. in casi di nebbia, in casi di maltempo, di nebbie, riuscivano a riconoscere anche in base ai colori delle case o delle chiese, e quindi a orientarsi e tornare alla propria dimora. Quindi da qui, guarda che bello, cos'è che vediamo? Dunque, Chioggia è proprio qui davanti. Chioggia è qui alla nostra Alla sinistra, nostra sinistra. diciamo dalla parte sud, Chioggia, e poi diciamo che di fronte c'è tutta quanta, diciamo, la Romea, e poi dalla parte, diciamo, nord c'è Marghera Mestre e Venezia, dalla parte della terraferma, perché noi guardiamo la laguna di Venezia e la terraferma, mentre diritto proprio c'è il Lido di Venezia, quindi questa è un'isola tra il porto di Chioggia e il porto di Malamocco Alberoni, Lido di Venezia, che poi si passa appunto su un'altra isola che è il Lido, che sta dentro un'altra isola che è la città di Venezia, quindi siamo un po' in mezzo all'acqua. In mezzo all'acqua. Cioè, è anche bello perché beh, certo, la caratteristica, in mezzo alla no, che natura, contraddistingue l'aria aperta, questo luogo. È bello proprio. Tanto vediamo anche un barcone che rientra dalla pesca. Sì, è una caratteristica unica, forse anche ci sono anche così delle specificità uniche che in altre parti del Veneto, dell'Italia non le vedi, cioè non vedi questo patrimonio. E qui a Pellestrina bisogna venire in bicicletta. In bicicletta certamente. Assolutamente, non siamo gli unici. Questo è l'esempio, non avevamo preparato questo, ma è l'esempio. Esatto, non è preparato, non sono delle comparse. Non solo da tutto il Veneto, ma da tutta Europa addirittura, gente che arriva dalla Germania, dall'Olanda, che vengono qua a fare le escursioni. Mancano poi i servizi e qua una tiratina di orecchie un po', diciamo, agli enti pubblici. Ma si può fare sempre meglio. Ma si può fare sempre meglio e faremo sempre meglio, perché come Pellestrina Turismo, come associazione di cui io sono il presidente, con 54 attività, noi faremo in modo appunto di far capire agli enti che questi patrimoni, queste perle che abbiamo uniche nel Veneto, bisogna valorizzarle, bisogna promuoverle. Quindi questo dà vita, dà lavoro e anche gioia per i turisti che vengono come voi a visitare l'isola. Esatto, Alessandro, io ti ringrazio per la nostra chiacchierata e io proseguo la mia pedalata. Bene. È stato un piacere. Buona giornata. Che dire agli amici che ci seguono da casa, assolutamente prendete la bicicletta e visitate il Veneto. Per tutte le informazioni potete consultare il sito della Regione Veneto, www.veneto.eu, e io proseguo. Bene. Ciao Alessandro! Buona giornata! Ciao. Ciao.